cercano personale di madrelingua italiana. Tanto basta per scatenare la polemica e l'alzata di scudi del sindacato che chiede la rimozione di tale annuncio reputato offensivo. Sul cartello della discordia ha replicato il titolare della ditta conciaria di Chiampo che lo ha affisso, sottolineando che l'iniziativa non aveva intenti razzisti e aggiungendo che il 60% dei suoi dipendenti è straniero. Da 44 anni nel settore, l'azienda in espansione cerca 2 o 3 persone, ha spiegato, che sappiano parlare e leggere in italiano perfetto. Le ricette e le istruzioni dei macchinari richiedono la conoscenza dell'italiano perché sono italiane. Sul fatto ha preso posizione anche il primo cittadino di Chiampo che ha stemperato qualsiasi polemica. Il cartello in esame da parte dell'imprenditore penso semplicemente volesse dire che l'imprenditore cercava persone che parlassero italiano, no? Anche per, presumo, motivi lavorativi. Quindi io farei rientrare nel sedime appunto di questo elemento appunto questa discussione. Peraltro la nostra vallata è una vallata con ampia presenza appunto di lavoratori stranieri, i quali hanno sempre lavorato e si sono integrati nella nostra vallata e hanno anche rappresentato un valore aggiunto per la nostra vallata. Quindi su questo versante, ripeto, escluderei particolari tematiche che qui non vedo appunto in questo comune.